Amici di Calcio Napoli 24, buongiorno. È la mattina del 4 maggio 2023, la mattina di una giornata che potrebbe essere storica. Noi siamo ancora qui dove da ieri sera vi abbiamo raccontato l'attesa per questa notte e per Lazio Sassuolo. Con la vittoria della Lazio adesso dipende tutto dal Napoli. Siamo in Largo Maradona, guardate che bella la visuale da qui con Diego Armando Maradona, il murales e tutto ciò che c'è a Largo Maradona che è già pronto. È davvero presto e quindi non ci sono ancora turisti e tanti appassionati che aspettano di capire stasera cosa accadrà. Sicuramente questo è uno dei punti della città dove vi sarà maggiore folla di tifosi pronti e festanti in caso di vittoria dello scudetto. Lo ricordiamo, basta soltanto un punto al Napoli a Udine, basta il pareggio in Udinese-Napoli per consacrarsi campioni d'Italia ed è bellissimo. Andiamo sui dettagli di Largo Maradona, questo terno 87-90 e 23 il terno di Nonna Assunta, e poi insomma questa piazza ha veramente i colori azzurri ovunque, il segno di Maradona sicuramente, ma il segno anche di chi ha scritto la storia recente di questa città, la squadra con le sagome e poi tanti murales che vi abbiamo raccontato spesso, quello di Mertens, quello di Insigne e poi c'è quello anche di Clara che indica Maradona e poi nell'angolino qui c'è quello di Marek Hamsik che vi andiamo a mostrare, forse uno dei primissimi ad essere stato installato qui a Largo Maradona, Marek Hamsik, che non vede l'ora anche lui di festeggiare in questa piazza e vedremo, chissà che anche questi due qui, Lorenzo Insigne e Dries Mertens, si uniscano alla gioia e alla festa di Napoli. Da mano il guardasole è tutto, mi raccomando seguiteci perché oggi ce ne sono di appuntamenti su Calcio Napoli 24 da seguire insieme, avvicinandoci a Udinese Napoli.